né censura. La tua radio. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Rieccoci qua dopo qualche settimana, ho il piacere di essere presente di nuovo, di essere qui in studio in co-conduzione, non è giusto perché la rubrica è ideata, condotta, concepita da Claudio Borghi Aquilini che ci fa questo regalo a Radio Libertà appunto settimanale di questa bellissima rubrica che ormai ha già un bel po' di tempo, forse di anni addirittura Claudio, no? Intanto grazie e ben ritrovato. Buongiorno, ciao. Allora, la faccio corta, tu hai già naturalmente avuto modo di sentire la prima puntata, l'introduzione della nostra lettura integrale dei Promessi Sposi. A te ti riguarda da vicino perché quel ramo del lago di Como, anzi di Garda, lo conosci benissimo, no? Veramente maggiore. Così le abbiamo fatte tutte. E di Iseo, Sì. quel ramo del lago di Iseo che non ha rami, vabbè comunque. Suonava effettivamente peggio come incipit. No, guarda, appena c'hai del tempo, però promettimi che lo ascolti e mi dai il tuo giudizio veramente critico e spassionato, perché è un'iniziativa che sta facendo discutere anche i nostri ascoltatori. È piaciucchiata non poco, devo dire, però io ho bisogno di un comasco doc che mi dica come vanno le cose lì su quel ramo del lago di Como. L'iniziativa è molto interessante perché non so che opinione tu abbia del Manzoni e dei Promessi Sposi, però a me no, ne parlavamo tempo fa con l'amico Carlo Cambi e diciamo guarda che sta roba qua, quello non è un romanzo, è un trattato di tante cose ed è un testo sommamente politico. E sai che alla fine io concordo con l'amico Cambi, è un testo veramente politico dove si parla di prepotenza, di potere, di istituzioni, di politica. La religione certo, certamente, lì ci avevano saturato della provvidenza e di tutte quelle altre cose, però forse è l'aspetto meno eclatante del romanzo, non so come la vedi tu. È anche un trattato di economia per molti versi, Promessi Sposi, no? Cioè Manzoni non era un cucù di passaggio. Ma allora, dunque, posto che Carlo Cambi c'ha ragione a prescindere, quindi come dire, qualsiasi cosa avesse detto, anche se fosse stato al contrario, avrebbe avuto ragione. però se qualcuno si ricorda, magari seguendomi e cose di questo tipo, io avevo fatto un'intera, diciamo così, puntata delle mie dirette basandomi sulla Delchi. Manzoni non era affatto un cucù, e d'altra parte quello ecco, che... perdonami Claudio, un mezzo cucù come l'ha dipinto anche il presidente Mattarella. Perché l'ha imbalsamato lì in due cose standard che veramente erano ripugnanti a mio giudizio, ma comunque questo è un mio giudizio personale. Vabbè, ma diciamo che chi riesce a svettare e tanto a Milano probabilmente qualche numero ce l'ha, ecco, e lui era il Don Lisander, insomma, cioè lui era uno che a Milano era un'istituzione, ma soprattutto diciamo di tutti i vari pilastri della letteratura dell'Ottocento è quello secondo me più completo, perché la visione appunto politica, l'originalità letteraria, la capacità di scrittura, la capacità di poesia. E poi perdonami Claudio, proprio in questo spirito che tu dici di attualità estrema, Manzoni fa un discorso sulla giustizia e sull'esercizio del potere giudiziario di straordinaria attualità. Il capo dello Stato è anche presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma questo aspetto lo ha completamente ignorato, perché il Manzoni conclude la sua opera con la storia della colonna infame, che non è una roba buttata là in più, ma è il complemento naturale di tutta la storia di prepotenza e di soverchieria raccontata nel romanzo. No? C'è un altro aspetto interessante, no? Che il buon Renzo e la sua famiglia se ne vanno a vivere di là dell'Adda,
perché c'è l'esenzione fiscale per 10 anni per chi intraprende l'attività col cugino Bortolo, la filanda, eccetera. Cioè, nella Repubblica Serenissima del Veneto si tagliavano le tasse a chi arrivava lì, si facevano ponti d'oro agli immigrati che volevano andare a lavorare lì. No? E oltretutto era più sicura, e lui dice: io di casini ne ho già avuti abbastanza in questa terra che pure è la mia patria, per cui la patria non è un feticcio, la patria è una cosa che io scelgo perché mi fa vivere più sicuro e mi fa pagare meno tasse. Non era proprio una stupidaggine, no? Basta leggere, no, innanzitutto no, non è assolutamente una stupidaggine, non è una stupidaggine anche uscendo, diciamo, dai Promessi Sposi, andando appunto su altri testi, andare a vedere, diciamo, in diretta, perché quello era un periodo di desiderio di libertà, no? Mi verrebbe da dire cosa vuol dire la dominazione straniera. Non è una bazzecola andare a vedere la ricostruzione storica di questa costante dominazione straniera in Italia, perché alla fine il punto è sempre quello, cioè quando non è una bazzecola andare a vedere quella specie di psicanalisi delle popolazioni italiane che costantemente brigano per andare a chiamare aiuto da parte dello straniero pur di non far prevalere l'altra fazione politica in Italia. Cioè, purtroppo quando io dico che la PD-nitas, no, in Italia preesiste e di molto il Partito Democratico, cioè quando uno dice PD, ma all'epoca non esisteva il PD, no, certo non esisteva il PD, ma quel tipo di atteggiamento mentale tipico del Partito Democratico, vale a dire mi vendo allo straniero magari con legion d'onore a seguito, no? O similari, pur di non far vincere l'altro partito, quello purtroppo ce l'abbiamo sempre avuto. Cioè si prendeva e pur di non far vincere l'Odi Milano, cose di questo tipo, a quel punto si chiamava in aiuto i francesi, si chiamavano in aiuto gli austriaci, si chiamavano in aiuto i tedeschi, no? Similari, i quali non vedevano l'ora e secondo me ridevano, così come ancora adesso ridono in modo incredibile in Unione Europea o similari, quando vedono la costante puttanata dei nostri che invece di ragionare di interesse nazionale pagano per vendersi. Quanto ha riso la von der Leyen quando sono arrivati i 9 voti decisivi del Movimento 5 Stelle, che pur in teoria all'epoca era nostro alleato. Cioè quella lì è lì, ma non perché, cioè, quando uno la guarda e la detesta, no? con il ditino puntato, con quell'affettata benevolenza, no? Quando si mette lì a dire Tembür, no? Lì a Tembotta agli emiliani, e poi dall'altra parte fa uscire i regolamenti che o l'austerità o similari che sono con causa del danno, no? Quella roba lì purtroppo viene anche dai nostri voti. E viene dai nostri voti perché invece di fare fronte comune come si dovrebbe fare, piuttosto si preferisce il tedesco, piuttosto si preferisce il francese, piuttosto si preferisce lo spagnolo a un italiano che magari la pensa diversa da te. Peccato che purtroppo ed è spiegato in tutte le maniere magistralmente da Manzoni, quando arriva lo straniero non ha voglia di scherzare, perché come racconta nella Delchi, quando tu italiano, no, che dagli atri muscosi, dai fuoricadenti, dai boschi, dall'arso fucine stridenti, sollevi la testina, no, per vedere, ma cosa sta succedendo? Oh, guarda, arriva qualcuno, sarà che cambiamo per il meglio, no? No, non cambi per niente per il meglio, perché quelli hanno preso, si sono fatti tutta la cavalcata, hanno combattuto, hanno visto frecce, cose, arrivano e secondo te ti fanno beneficenza.
Cioè quest'idea proprio da fessi totale, no? Che lo straniero arriverà qua e ti farà beneficenza o che ti farà il tuo interesse. Lo straniero ha sempre fatto il suo di interesse, quindi quando arriva lui richiede dazio, cioè chiede che tu paghi il bottino, e il signorotto locale, quello che magari non ti stava simpatico al momento, tanto lì rimane, perché in ogni caso non sei tu, solo che l'uno e l'altro sul collo vi stanno. Cioè, veramente sono delle lezioni di vita, di politica, di antropologia, mi verrebbe da dire, sociale, certo. del nostro paese, che rileggere Manzoni farebbe molto bene, e purtroppo mi verrebbe da dire è quasi un peccato che ci costringano a leggere esatto. così al liceo, perché condivido. A quel punto, come dire, no, lo considera fatto, dice vabbè, fatta, no? Cioè tick the box, come dicono un po' di stranieri, appunto, di cui si parla. Guarda, forse era un'acuta strategia per farlo passare in secondo piano. Potrebbe, te lo fanno leggere quando non lo capisci. Esatto. Ma insomma ci penserei, effettivamente, cioè, te lo fanno leggere quando non capisci, e in realtà quando invece dovrebbe essere il momento in cui saresti in grado di capirlo e di rifletterti sopra, non lo fai perché dici ma tanto l'ho già letto. Ecco, questa amplissima introduzione e queste osservazioni che tu hai fatto, Claudio, delle quali ti ringrazio, perché mi hanno dato modo, mentre parlavi, anche di rivedere, in senso di integrare, il motivo per cui questa iniziativa ha preso corpo e anche il significato di questa iniziativa qua, che è molto bello. Peraltro è piaciuto molto anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e questo taglia la testa al toro, perché vuol dire che ciascuno, o molti di quelli che stanno esprimendo i loro giudizi, vi ritrova dentro qualcosa di utile, no? Qualcosa di utile e di attuale. Detto questo, io vorrei riportare adesso la nostra discussione all'argomento del giorno. Tu ti sei occupato e te ne occuperai ancora, a proposito di giustizia, di ingiustizia, di racconto, di informazione, eccetera, di quella storia che riguarda il Metropol, Savoini, Vannucci, Meranda, i fondi alla Lega e questa roba qua. Allora, adesso oggi abbiamo letto integralmente stamattina in rassegna stampa l'ultimo articolo della Verità di stamani, in prima pagina, no? E ad un certo punto, devo dirti la verità, a me mi viene il dubbio, dico ma è possibile che Guardia di Finanza nella veste di polizia giudiziaria e inquirenti abbiano tenuto in piedi una roba di questo tipo per tutti questi anni? Punto primo. Però ci sono tanti altri punti di questa storia che tu hai già messo in fila in questi giorni, cioè cosa ci faceva uno dei servizi segreti russi, cosa ci faceva il deputato del PD, già leader di associazioni musulmane in Italia, Khalid Chowkhury, cosa ci facevano questi due rispetto a una storia che da un punto di vista di indagine e da un punto di vista dell'informazione è un buco nell'acqua terrificante per questi due mondi, no? Per la giustizia e per l'informazione. Per l'informazione, perché insomma i protagonisti di quella vicenda lì tutti zitti, cioè il direttore dell'Espresso che ha dato corpo a questa roba qua, zitto. Un giornalista che appare più o meno in combutta con un personaggio incredibile come questo avvocato massone calabrese Meranda, che è al centro di tutto, si autoregistra solo quando parla della Lega e che dà inizio a una roba di questo tipo che dura 5 anni. Allora, perdonami, ho fatto un'introduzione caotica, lascio a te di dipanare i punti salienti, politicamente rilevanti e utili da approfondire per tutti noi cittadini. Cosa c'è qua da scavare? Perché anche il Copasir, di cui tu fai parte, cioè il Comitato parlamentare di controllo sui servizi, credo verrà interessato anche su tua iniziativa di tutta questa storiaccia qua, no? Sì, certo, verrà interessato e inizieremo a parlarne domani. Sì, questo è oggettivamente uno scandalo clamoroso e quantomeno vedo allora, no, perché al di là, scusami, perdonami Claudio, dico solo una cosa velocissima, poi ti lascio subito la parola, perché al di là, diciamo, dell'aspetto da commedia all'italiana, da Monicelli, questi personaggi qui, quello che vive con la mamma nel Grossettano è un senz'arte né parte, uno scappato di casa, quell'altro avvocato massone, eccetera, che possono sembrare cose da commediola, lì stavamo parlando comunque di una vicenda imbastita contro un partito che all'epoca era il primo partito in Italia per consensi.
No? Tu hai fatto giustissimamente il paragone con la vicenda austriaca, dove è stato fatto fuori un altro personaggio in crescita politica all'epoca, no? Il vice premier che era leader del Partito della Libertà austriaco, Strache. Lui nella rete c'è cascato, purtroppo per lui, Salvini no. Però la vicenda è grave perché riguardava il primo partito dell'epoca. E poi io non so quanto queste cose qui sotto traccia abbiano poi determinato certe altre dinamiche che hanno portato quel partito a non essere più il primo partito dell'epoca. Questo non lo so e forse non lo sapremo mai. Però è inquietante, veramente. Una volta tanto l'aggettivo ci sta, forse. Beh, allora, guarda, io avendo vissuto tutto in diretta, come dire, pur non essendo complottista, delle domande me le sto ponendo. No? Le domande, ma me le ero già poste, a dire la verità, no? Sì. Cioè, cosa sono o cosa hanno potuto essere le contromisure, a questo punto direi, se sono in questo caso del tutto fraudolente, mi verrebbe da dire, che un certo tipo di assetto di potere poteva mettere in atto per fermare persone pericolose. Ora, io sono stato in parte una persona pericolosa, no? Meno di Salvini, certo, però io nel mio piccolo in parte in quella stagione ero una persona pericolosa. Ero una persona pericolosa perché l'idea, se qualcuno bene un po' si ricorda, chi ci segue, l'idea dei mini bot faceva paura a molti. Io mi ricordo tanti articoli che andavano su tutte le riviste principali europee, Spiegel e cose di questo tipo, no? Che inquadravano, che facevano vedere con la mia faccia, i mini bot, quest'uomo può far saltare l'euro, può far saltare l'Unione Europea e cose di questo tipo, con la spiegazione l'Italia sta pensando a una moneta parallela e cose di quel tipo lì. No? La reazione era stata abbastanza violenta e poi il fatto è che io sono molto prudente in generale, essendo una persona che forse con il background bancario che avevo, no? Quindi anche diciamo di relazioni internazionali, mi faceva annusare lontano un chilometro quando c'era qualcosa che non quadrava oppure una situazione pericolosa o similari, diciamo che probabilmente un po' ne venivo fuori, però nonostante per tutto il sistema dei media a reti unificate, se qualcuno si ricorda, io ero un matto, il pagliaccio, lo speculatore. Cioè, non so se vi ricordate quando avevo comprato e rivenduto dopo un anno i titoli di Stato, cioè come potrei essere potevo essere uno dei tanti che adesso va a comprare il BTP Valore, no? Cioè, tanto per dire, no? Che sono in questo momento in vendita. E il giorno in cui l'avevo venduti mi avevano accusato di essere uno speculatore, ma giornali unificati è una cosa pazzesca. Io ogni tanto lo faccio vedere perché la gente non ci crede, no? Ma se uno guarda da il Corriere della Sera, Repubblica, Sole, fino a scendere all'Unione Sarda o cose di questo tipo, tutti gli articoli che facevano illazioni facendo credere o pensare che io avessi fatto qualcosa di illegale comprando e vendendo il giorno in cui poi non eravamo più andati al potere dei titoli di Stato, cioè la cosa più normale del mondo. Gli articoli feroci che arrivavano a stormo accusandomi di cose non fatte, tipo di aver fatto salire, scendere il prezzo del Montepaschi di Siena, cioè a un certo punto quando dissero che avevo fatto scendere il prezzo del Montepaschi di Siena, cioè con le mie dichiarazioni, no, similari, cioè un titolo che era andato da 100 a 0,2, no? E poi quel giorno era andato da 0,2 a 0,199, no? E la colpa era mia che avevo fatto scendere il Monte dei Paschi di Siena per quel millesimo, non per il crollo che c'era stato prima. Cioè, in generale è come se tutto quello che si poteva fare
veniva allertato per cercare di fermare con le buone o con le cattive questi che potenzialmente potevano essere pericolosi per l'ordine costituito. Non cito la famosa multa, quella di Banca d'Italia, quella con l'unico di tutto il Consiglio di amministrazione a cui venne confermata, con metodi da Unione Sovietica, cioè a un certo punto il fatto che venisse confermata la sanzione, cioè che non venisse annullata perché avevo fatto ricorso, detto prima ai giornalisti che a me, che meno male che è una roba civile, perché sennò altrimenti io adesso a quest'ora sarei uno che avrebbe una condanna visto quel metodo, no? Fortunatamente invece è una multa e ciao. Con il relatore di Magistratura Democratica, e poi dopo, una volta che sono state squadernate le famose chat di Palamara, no, veniva fuori che i magistrati dicevano che Borghi bisognava dargli una lezione, no? Capito? Cioè, questo si difendeva il sistema. E io credo che in Europa, voi immaginate quante sono le persone nei posti di potere, ma potere vero. Immaginate l'ampiezza di quei palazzi, cioè che vanno dalla BCE a scendere, piene di persone che comandano veramente, non come il deputato, il senatore che vale un voto su 600. E in certi casi neanche quello, soprattutto per piccole cose, no? Allora quelli che comandano veramente sono legioni e hanno la possibilità di prendersi i sacchi di banconote anche per delle puttanate come i mondiali di calcio nel Qatar. Quindi immagina quanti sono i soldi che probabilmente girano per le cose veramente importanti, per le tecnologie green, per i vaccini, per quelle cose lì. Tu immagina questo scenario, ma ti pare plausibile che chi in quel momento ha un potere così grande e dei posti così convenienti da mantenere prende e cede il potere senza fare un plissé? Certo. Mi sembrerebbe quantomeno da ingenui, no? Cioè, io credo che chi è lì farà tutto il possibile e l'impossibile per tenere le posizioni che ha. E guarda caso, ogni volta che qualcuno ha provato ad alzare un po' la testa, intervengono dei sistemi con le buone e con le cattive. Perché sai, prima di Strache c'era stato Haider, insomma, non è che sì. probabilmente forse qualcuno se lo dimentica, no? Ma in realtà non è che è sta grande novità. E stranissimamente, in quel momento arrivavano in contemporanea questi due siluri, di cui uno è esploso e l'altro fortunatamente no, contro due che erano dei leader di quello che io ingenuamente cercavo di combattere a favore con le parole, cioè vale a dire, se vi ricordate, caricavo, no, l'importanza di quelle elezioni europee del 2019 dicendo forse c'è la possibilità di spostare gli equilibri, forse è la possibilità che gli eurocritici che stavano crescendo all'epoca in tutta Europa formassero il primo partito nel Parlamento europeo, perché il primo gruppo nel Parlamento europeo, perché fra la Lega, che consideravo ingenuamente che avrebbe potuto e dovuto unirsi col Movimento 5 Stelle anche all'interno dell'Unione Europea, no? In modo da far valere le istanze di cambiamento, l'FPO austriaco, quindi il partito di Strache, il Front Nazionale in Francia, e tutti gli altri movimenti, diciamo così, eurocritici che stavano cominciando a venire a emergere, dal mio punto di vista avrebbero potuto fare un unico grande gruppo
che sarebbe stato il primo partito del Parlamento europeo con la possibilità quindi di iniziare a scardinare il sistema. Ecco Claudio, ti fermo qua perché c'è il solito break delle 10, però è estremamente interessante il discorso, anche se poi lo proiettiamo all'oggi. Poi ti vorrei fare una domanda proprio su questo. Sì, perché poi le elezioni europee arrivano. Appunto. A tra poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci con Claudio Borghi Aquilini. Claudio, non per interromperti, ma mi veniva logico di domandarmi mentre tu parlavi se oggi siamo nella stessa situazione di allora, tra virgolette, ovvero se si profila per le prossime elezioni europee una analoga possibilità di radunare un fronte di cambiamento reale, di rottura rispetto agli equilibri attuali. Domanda complementare, secondo te quell'operazione là, che fu fatta alla vigilia delle elezioni europee del 18-19 sostanzialmente, no? 19. Quella operazione là è riuscita? Alla fine, diciamo, l'operazione Metropol e tutto quello che vi ruotava intorno è riuscita comunque ad azzoppare, tra virgolette, la Lega, a ottenere il risultato di compattare le forze, di impedire un cambiamento, eccetera, eccetera. E terzo quesito, siccome stamattina proprio abbiamo letto un bell'articolo di Roberto Giardina da Berlino, secondo un affidabilissimo sondaggio, il Alternative für Deutschland, la AfD, è di gran lunga il primo partito nell'ex Germania dell'Est ed è il primo partito anche però a pari merito con l'SPD nella Germania dell'Ovest, cioè rischia di essere il primo partito in Germania. Si profila qualcosa di simile alla vicenda Strache, Salvini, Haider? Vedi, queste sono domande molto importanti su cui, come è ovvio, per quello che riguarda la proiezione del futuro è possibile avere una risposta certa, no? Dall'altra parte posso dire come mi pare di vedere la situazione. La situazione al momento mi sembra che sia ancora più propizia rispetto alla volta scorsa, infatti non credo che diventa molto più complicato anche provare a fermarla, ecco, diciamo il movimento, anche se probabilmente ci si proverà. Però mi sembra che in questo momento siano abbastanza nel panico, cioè la Piddinitas europea non so veramente a chi si può attaccare, perché in Germania il Partito Socialista è ai minimi termini. In Francia praticamente non esiste più, c'è Macron che è un valido sostituto ma ha delle caratteristiche sue peculiari. Macron, come dire, è uno che si fa clamorosamente i cavoli propri, no? Piuttosto di tenere su particolari strutture. In Spagna avete visto cosa è successo con il governo Sanchez dopo le elezioni. Quindi diciamo che l'Euro-PD è in clamorosa ritirata, ecco, e quindi essendo che è in clamorosa ritirata non so neanche fino a che punto può mettersi o considerare possibile o valido dire trame. In quel momento là invece era molto diverso, cioè avevi un potere saldissimo che vedeva emergere dei sintomi o diciamo delle figure clamorosamente pericolose. Cioè quel governo giallo-verde all'epoca era visto come la follia, cioè come il potenziale pericolo. Poi tu dici è riuscita l'operazione? Beh certo, l'operazione è riuscita perché tant'è vero che insomma abbiamo visto in che modo è arrivata la von der Leyen. Io non lo so però se è riuscita soprattutto grazie a quello che hanno fatto o grazie a quello che si diceva prima, cioè al fatto che in realtà il Movimento 5 Stelle fosse tutt'altro che quella forza rivoluzionaria che
che gli altri pensavano, perché capite che se lo speravo io, che il Movimento 5 Stelle fosse una forza rivoluzionaria e che quindi quando andavo a fare il famoso contratto di governo con loro, prima della prima seduta, diciamo così, un po' di speranza di fare qualcosa di veramente nuovo ce l'avevo, e poi purtroppo insomma mi sono reso conto che così non era, ma figurarsi all'estero. No, all'estero probabilmente credevano che veramente ci fosse rischio di vedere svolgimenti, anche perché magari avranno ricevuto forse qualche rassicurazione, ma pure loro vai a fidarti del Movimento 5 Stelle, no? Effettivamente. E quindi il rischio che veramente ci fosse qualcosa di differente e qualcosa di pericoloso, era evidente, e scusate il comportamento di Mattarella all'epoca, che ovviamente è parte integrante, insomma, no? Diciamo di questo attuale sistema di potere. Poi per carità, noi andiamo a riprenderci Manzoni per andare a vedere la storia di quell'epoca che si ripete, ma non dimentichiamo la storia recente, cioè non dimentichiamo che c'era una coalizione vincente che non aveva ricevuto l'incarico, non dimentichiamo che c'era un ministro che era stato rifiutato perché con dei motivi che ancora adesso mi risultano allucinanti, no? Perché in gioventù o in tempi passati aveva criticato l'euro e quindi non poteva fare il ministro dell'economia. Cioè, insomma, non dimentichiamolo, cioè nel senso, il caso Savona non è che non è mai successo, e quindi cioè, tutto quello che in quel momento c'era era una specie di una sorta di allarme rosso, no? che vedeva in alcune persone, primo fra tutti Matteo Salvini, come un pericolo terribile per lo status quo. E per cercare di incastrare una persona il metodo è molto semplice, ed è un microfono. Cioè, qualsiasi mi verrebbe a dire che non c'è quasi neanche bisogno di andare a escogitare delle cose particolarmente particolarmente creative, no? Cioè ogni volta che c'è qualcuno che tu lo vuoi affossare, il meccanismo è sempre quello, registrare questioni trattative, dialoghi o cose di questo tipo che si suppone non siano, che al momento non erano pubbliche. Ah dai, Berlusconi l'hanno fatto secco con le oggettine, lì con Ruby. Daddario, eccetera. C'è la Patrizia Daddario, no? E cose di questo tipo che registravano questioni private. In quel caso, cioè adesso, che Salvini fosse o trattasse o parlasse con la Russia, spero che tutti ci arriviamo al fatto che non ci fosse nulla di male, ma anzi fosse doveroso per un uomo di Stato all'epoca prendere e tenere relazioni con tutti, e con la Russia, che era un nostro importante partner commerciale in primis. Cioè adesso qualcuno può far finta di rimescolare le carte dicendo ma Putin, l'Ucraina, l'invasione. Lascia perdere, indipendentemente da tutto quello che uno può aver in mente, all'epoca non aveva ancora invaso nessuno. Cioè era una nazione esattamente come un'altra, e se uno va a dire però la dittatura, indipendentemente da quello che uno può pensare su il sistema di governo di un altro paese, allora scusate, ma tutta la fila dei nostri governanti che stanno facendo per andare a baciare la pantofola a Erdogan perché tiene i migranti, piuttosto che all'algerino che non mi ricordo neanche come si chiama, per farci vendere il gas, no? Similari, veramente di cosa parliamo? Cioè, che un uomo di Stato tenesse delle relazioni con la Russia è non solo normale, ma era doveroso. Che un partito abbia tot persone che si mettono privatamente, ma per loro iniziativa, a pensare di fare affari o trovare affari di qualche tipo, poi da proporre eventualmente al leader sperando di mettersi in luce, ma quanti ce ne sono? C'è 1 miliardo di persone, ma anche da me sono arrivati in 100.000 a proporre le cose più strane. Guardate che, ma non so, ma faccio un esempio fra mille. Quando c'era la pandemia, esiste forse
i primi tempi, no, del Covid. Esiste forse un deputato o un senatore che non ha ricevuto 100 telefonate da parte di qualcuno che si offriva di far avere delle mascherine o qualsiasi, diciamo, apparecchiatura medica, ventilatori o similari, dicendo perché io, sai, c'ho un'azienda di import-export, forse riesco veramente dalla Cina a farli arrivare. Cioè, è del tutto normale. Io poi rimandavo tutti al mittente, ma dall'altra parte qualcuno meno, diciamo, esperto di me o similari invece, che oltretutto non è neanche né deputato né niente, dice no, ma aspetta, dai, magari c'è qualcosa di interessante, no? Dimmi, fammi sentire che fare da proporre, poi dopo vado a portarlo io sopra e magari se è una cosa conveniente faccio bella figura, no? Quindi anche lì, che ci fosse qualcuno all'interno di un partito che mediti di fare affari, no, di questo tipo, senza poi, ma anche lì, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma la cosa, quindi diciamo, la situazione in sé per sé non include nulla. Dov'è che il problema? Il problema emerge, ed è da qui lo scandalo, no, all'interno di questo nulla, quando viene fuori che c'è un faccendiere che si mette d'accordo con un giornale per creare una situazione compromettente ai danni di un partito che in quel momento appunto è uno di questi pericolosi partiti pericolosi che devono essere abbattuti in qualche maniera. E quindi quando questo fenomeno dell'Espresso, no? Il grande cronista, che dice sembra perché noi siamo così bravi come cronisti che eravamo già lì, guarda, immaginando, ma di cosa stiamo parlando? In realtà emerge quindi dai nuovi dati, quelli della procura, e poi arriviamo al perché sono saltati fuori solo adesso. Questo emerge dalla procura che questi si mettono d'accordo. Allora io parto con l'aereo così, quindi tu mettiti in questa posizione, poi dopo andiamo all'albergo, ci vediamo lì, mi raccomando, siediti lì e così, intanto io registro e tu fotografa. Beh, ma scusa, di che cosa stiamo parlando? E la cosa più incredibile è che ma tutto concedere, no? Supponiamo anche che in nome del giornalismo investigativo, cose di questo tipo, anche la trappola sia consentita, no? In modo tale da vedere. In Italia non lo è. Modello fanpage per vicende analoghe su Fratelli d'Italia. Esatto, modello fanpage, cioè mandiamo uno che dal barone nero, no? Vi ricordate, facendo finta di volerlo finanziare, così. Poi va bene, immaginiamo pure che le cose siano così, no? Ma la cosa eversiva dal mio punto di vista, no? Di questo modo di fare è che una volta non ottenuto nulla, perché Salvini non si è mai seduto a nessun tavolo, perché pure i personaggi, diciamo così, legati alla Lega, i Savoini e così via, che erano invece al tavolo a sentire di cosa parlavano, non dicevano nulla o non dicevano nulla di compromettente. Era questo avvocato Miranda che diceva o metteva in bocca delle cose che suonavano pericolose, perché la cosa politica, aura political guys, perché queste cose lo facciamo lo faremo, no? Per il bene del partito, no? E cose di questo tipo. Lo diceva lui, quindi il provocatore, e dall'altra parte c'era silenzio di tomba, no? Non c'è nessun tipo di frase compromettente detta da nessun altro, quindi fallendo l'operazione, cioè a un certo punto torni a casa con un pugno di mosche, cioè al contrario della situazione di Strache, non ti sei seduto con il leader, non hai parlato con il leader, anche le persone vicine non facevano niente di illegale o pericoloso. E tu, nonostante tutto, pur di riuscire a fare qualcosa, ti inventi una copertina ignobile, come quella con 3 milioni per Salvini, con Putin dietro, no? Così di questo tipo, sapendo di non avere niente. E prendi e metti come virgolettati in modo tale che possano suonare quelli del tuo agente provocatore. Cioè, il tuo Gaglioppo, no? Che diceva delle cose per provocare,
tu lo metti come notizia, è ovvio che poi lo sapevi che era il tuo di agente provocatore, perché si scopre che l'avevi organizzato con lui, quindi è come se io e te, no, andiamo a pranzo e io sono quello che ti vuole incastrare e dici allora adesso facciamo questo, facciamo quest'altro, no? E tu non dici nulla di che. E invece ecco Borghi e Cainarca si incontrano e sentite cosa dice Borghi. Ma sentite cosa dice Borghi, è un attore. Certo. Cioè, no, diciamo che dal punto di vista giornalistico, se l'avesse fatto Belpietro o appunto io o chiunque altro che non fosse della parrocchia dei Compagnucci, sarebbe stato uno scandalo enorme e giustamente anche, no? No, ma sarebbe stato uno scandalo assolutamente pazzesco, ma giustamente, effettivamente, perché sarebbe stato chiaramente oltre che permettimi la volgarità, una figura di merda colossale, però neanche il lato figura di merda è stato messo in evidenza. No, ma ovviamente neanche quello, ma soprattutto, qui veramente è il punto, cos'è stato poi il risultato di queste cose? Ma probabilmente, come si è detto, i 5 Stelle alla fine avrebbero pagato per vendersi, quindi si scoprì che non sarebbe neanche servita. Ma io che ho vissuto tutto quel periodo lì del governo giallorosso, queste cose, questa raffica di cose, facevano molto male. Perché vi ricordate? Era un periodo anche in cui perché poi vellicavano tantissimo. oltretutto il lato giustizialista dei 5 Stelle, ste robe qua. Ma certo che sì. Era un periodo che la Lega saliva nei sondaggi, il 5 Stelle scendeva, ed ecco che cominciano ad apparire a raffica l'inchiesta con Salvini che prende i soldi dalla Russia. E voi immaginate, no, per il votante medio del Movimento 5 Stelle, che già insomma tende a essere complottista, giustizialista, manettaro, no? Cose di questo tipo, dice ecco, vedi perché stiamo scendendo, no? nei sondaggi, siamo assieme con questi mariuoli e similari. Poi ci sta per caso Siri, se vi ricordate, certo. No? Quindi anche lì Siri costretto a dimettersi, e non ha fatto bene i rapporti fra i due partiti quella storia, perché immaginate, noi sapendo che Armando era una persona per bene, vedere tutte quelle accuse infamanti, costretto a dimettersi, no? Quindi costretto a dimettersi ed era una cosa che oggettivamente dal nostro punto di vista era una cosa molto fastidiosa, no? Perché siamo garantisti e uno dice ma che sistema è? Pur di riuscire a tenere in pista o tenere in balanza, va bene, dimetti Rixi. Perché poi uno si dimentica, ma guarda che l'elenco di quell'anno è stato assolutamente clamoroso. Cioè, Rixi condannato e poi ovviamente dalla storia successiva che era innocente. Sì. Guardate che sono tante, e quindi tutte in quel momento lì, pum, una in fila all'altra. Le cose contro di me va bene, figurati, no? Cioè, però quelli va bene, non erano reati, ma in ogni caso contribuivano, no? A creare, diciamo, un'immagine di un partito pericoloso, un partito pieno di gente senza scrupoli, no? E così via. E poi dopo uno si domanda perché le cose non funzionavano. Quando alla fine la reazione poi dopo del Movimento 5 Stelle a queste cose era, se vi ricordate, un progressivo distacco, e poi si era arrivati a quel punto di non ritorno della votazione della von der Leyen al Parlamento europeo. Ecco, e veniamo all'altra domanda, poi magari sentiamo anche, abbiamo 10 minuti scarsi, eventuali telefonate o osservazioni di chi ci sta seguendo via... Mi devo preparare perché sennò come al solito perdo. No, ecco, allora faccio in tempo a dirti, perché tu l'hai accennato prima, perché solo adesso viene fuori il lato tarocchissimo di questa vicenda? La mia impressione, poi anche qui sarò complottista, è che quello che io sto percependo in certi palazzi o similari è che in tanti stanno valutando che forse non siamo delle meteore. Motivo per cui io lo ritengo un buon segno.
La mia sensazione è che, al contrario di quello che succedeva nel 2018, dove anche chi forse sapeva che c'erano determinate operazioni in ballo ti guardava con una lieve sufficienza dicendo guarda che oggi ci sei e domani per me non ci sarai più. In questo momento, complice anche la devastazione politica fatta dall'opposizione, no? Che è inesistente, quindi fra Renzi, Calenda, Schlein, Conte, no? Cose di questo tipo, cioè mettendosene tutti in 5 non ne fanno uno. No? Io credo che all'interno di quello che si chiama Deep State, vogliamo, ci sia qualcuno che sta cominciando a pensare guarda, questi mi fanno schifo, ma temo che con questi qui dovrò averci a che fare per un po'. Ora, casualmente toglimi un'altra curiosità, Claudio. Le cose stanno così, poi capisci che uno o l'altro, temendo appunto di avere a che fare con noi per un po', per ringraziarci, cominciano a far vedere qualcosa. Beh, sarà complottismo, ma diciamo che ha una sua linea logica. No. Allora, abbiamo forse spazio per una telefonata o due, poi però ti voglio anche chiedere se ti ha fatto impressione, che cosa ne pensi del fatto che siano venuti fuori i nomi di Khalid Chowkhi e adesso ti spunta anche il Renzi per vie traverse nel pezzo di cui parla oggi La Verità, di prima pagina. Poi però c'è la telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno, sono Ferdinando, telefono alla provincia di Verona. Complimenti a entrambi. Niente, ma allora quello che sta emergendo da questo contesto è di una gravità, ma di una gravità enorme. Una volta si poteva pensare che fosse tutto complottismo, ma non lo è. Il fatto Palamara ce lo insegna, però non emerge niente. Ma è possibile che non si riesca, noi adesso che siamo al governo, a livello mediatico a creare un qualcosa di risonanza, perché non è possibile andare avanti in una situazione del genere. Ci sono le RAI, ci sono le televisioni private di Berlusconi, ma questa roba non può essere taciuta, come il caso Palamara è nato spegnendosi in una maniera così, senza che nessuno possa contrastare. È una roba gravissima. Grazie Ferdinando. È un'altra vicenda, quella appunto di Arcuri e Benotti, no? Claudio. Là c'era una storia di mascherine, sono state sequestrate, se non sbaglio, a un certo punto anche 800 milioni di euro su 1 miliardo e 250 milioni di euro per mascherine non a norma, tra l'altro, quindi anche pericolose per chi le indossava. C'erano intercettazioni, è il momento di fare soldi e altre cose ben più corpose di queste puttanate del Miranda e compagnia bella, e senza voler essere giustizialisti, insomma, lì c'era più polpa, no? Mi sembra, a occhio e croce. Però non possiamo dire niente, perché che fine ha fatto quella roba là? L'inchiesta sulle mascherine, visto che lì dentro c'era un boiardo di Stato di grandissimo potere, di trasversalità assoluta, perché è andato d'accordo con tutti, ha piazzato anche gente nell'informazione, non vogliamo fare nomi, l'ex moglie, no? E via di che adesso non a caso è impredicato di venire in Rai, tra le altre cose. Quindi diciamo, quella roba là, zitti tutti. Questa qua, che è il lato tarocco, zitti in molti, com'è che la mettiamo allora? Purtroppo ci vuole tempo per smantellare un sistema che... Cioè io quando ogni tanto mi ricordo una discussione su Twitter dove uno dice aprite le finestre in modo tale che tutto lo schifo esca fuori, no? Ma non tu puoi aprire le finestre, ma lo schifo rimane assolutamente appallottolato dentro, perché nessuno esce di sua buona volontà. L'operazione non è certo aprire le finestre e far uscire lo schifo, l'operazione sarà molto più simile a quella del mangiare l'astice. Cioè, bisogna andare a tirar fuori con gli uncini, con le pinze, con le tenaglie, cose di questo tipo, gente che sta che è lì da secoli, che quindi ha una conoscenza del terreno, diciamo così, molto superiore alla tua, che è lì a fare una battaglia politica invece che un servizio pubblico. Come i giapponesi dentro le boscaglie, non è alla fine della seconda guerra, non è così semplice. Senti Claudio, facciamo in tempo a prendere una telefonata, poi ci salutiamo perché devi correre, giustamente. Telefonata veloce, se è possibile chiedere sintesi anche a chi interviene. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, ma purtroppo succederà niente, come al solito.
tutto questo schifo verrà archiviato, come succede sempre quando vai a toccare dei poteri forti formati dal PD e dal Colle. Ma è mai possibile che i servizi segreti, che sono deputati a riferire, non hanno potuto riferire niente di questa porcheria? E il capo di questa porcheria, che oggi è in Rai 3, oggi è stato riconfermato alla Rai. Allora ragazzi, non siamo proprio capaci di farci sentire. Buon lavoro. Grazie Claudio. Dal Copasir cosa può venire fuori realisticamente? Poi mi sembra molto opportuno quello che però ha detto l'ascoltatore adesso, no? Allora, mi viene da dire un'altra cosa, poi la butto lì. Insomma, è stato detto che questi qua della destra, voi arrivate, occupate, avete il senso autoritario dell'occupazione, spoil system all'americana. No, ma spoil system è una roba nobile. Voi siete della gente che... Allora, scusami, tutti quelli che se ne sono andati per conto loro finora e hanno deciso di fare scelte ancora più lucrative di quelle precedenti. Hanno avuto altre offerte di lavoro anche migliori. Come si fa a pensare che voi abbiate questa indole, diciamo così, di occupazione banditesca, quando in realtà tu entri in un posto molto sporco e molto pericoloso e dovresti fare piazza pulita, come dicevi te prima, dalla A alla Z, cosa che non è neanche possibile fare, perché dovresti mettere mano a talmente tante di quelle posizioni che non ce l'hai la gente per sostituire questi qui. Non ce la fai, neanche fisicamente, o sbaglio? No, assolutamente così. Allora, per certi versi teniamo presente che temo che alcuni dei nostri alleati paghino in parte l'inesperienza che avevamo noi 5 anni fa, quindi li comprendo. Nel senso, quando è la prima volta che arrivi al potere, non è detto che hai capito subito come bisogna fare. È la prima volta che arrivi e può essere che magari cominci a essere distratto dalla tua posizione, dal fatto che sei lì ancora a vedere come si fa a assumere la segreteria e similari, poi intanto gli altri confermano contratti e così via, no? Perché sanno come fare, ecco, mettiamola così, mentre invece tu non sai le regole quando arrivi e non capisci. Quindi qualche volta forse se i nostri alleati ci ascoltassero un po' di più, ecco, no? Perché purtroppo qualche volta bisogna portare molta pazienza, no? Cioè, nel senso, noi abbiamo passato 5 anni a studiare, qualcuno arriva e crede di saperla lunga, ecco, no? Mettiamola così. Quindi diciamo che forse non è la nostra parte di colpa, è che c'è qualcuno che diciamo ancora un po' indietro nella coscienza. Poi stanno succedendo tante cose, cioè nel senso stanno andando meglio le cose adesso rispetto col 5 Stelle. Col 5 Stelle veramente c'era l'improvvisazione più totale, no? In questo caso qualcosa sta succedendo, uno dice sì, stanno andando via perché sì, perché tanto vanno. So come dire, no? Cioè, il cambiamento è in atto, poi ci vorrà veramente tanto tempo, ma ci hanno messo tanto tempo loro ovviamente a inserire i propri. Claudio, è il momento di salutarci, però io voglio tornare all'origine, sul lago di Como, cioè non per Manzoni, ma per il piroscafo Patria. Ci vuoi dire qualcosetta? Perché vedi, per la serie, questa è una roba bella. Chiudiamo con una roba bella. Giusto, chiudiamo con una roba bella. Il piroscafo Patria del 1926, che è uno dei 2 gioielli della navigazione aeriana, l'altro il Concordia, battelli a pale, a vapore antichi, originali, che il mondo ci invidierebbe, ecco, mettiamola così, per una delle solite cose all'italiana era da luginiere da 20 anni. Senza navigare, no? E così via, perché il problema è sempre quello, costa troppo, come si fa così questo tipo, guardando solo i costi e non guardando cosa rende, perché la fila di persone che invece sono lì a aspettare di prendere i battelli sul lago di Como sta portando a un mare di utili anche per la navigazione. Quindi immaginate, ogni battello in questo momento che si mette di più fa utili, immaginatevi per i battelli storici che dovrebbero già essere tutelati di loro perché sono un bene artistico, ma questo è un curioso caso di bene artistico che oltretutto porta utile sviluppo, ricchezza. Grazie a un'operazione coordinata, mi verrebbe da dire, Borghi, Morelli, Salvini, Zofi, insomma,
un gruppo di idealisti, mettiamola così, dove io ovviamente un po' ci ho messo del mio, perché come sapete sono sempre stato un amante dei battelli del lago, e per me il Patria era un'istituzione, un qualcosa che fin da bambino guardavo con ammirazione, cioè quando passava sotto casa mia col fischio del vapore per me era insomma un momento di festa, e siamo riusciti con un'operazione che sembrava impossibile, quindi a farlo ricomprare alla Navilaghi, che adesso lo rimetterà con tutti i fondi del caso, che adesso lo rimetterà in servizio, e è stato portato ieri in cantiere dal posto da cui stava lì ad arrugginire, e lo rimetterà in sesto e poi in servizio, e a quel punto avremo 2 battelli storici sul lago di Como integri, e sarà una cosa unica. Bene, che bella notizia. È giusto per chiudere. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Grazie Giulio, ciao. Un saluto a tutti, non perdete Oltre la pagina, non perdete anche Zoom questa sera, perché lo potete capire ascoltandolo, perché ci sarà una puntata molto interessante dedicata a uno dei casi più pesanti, un crogiolo di vicende molto molto pesanti relative al generale Mario Mori, a Totò Riina, a quello che Mori ha scritto recentemente su Il Sussidiario. Sarà ospite lo stesso generale Mario Mori, che all'epoca condusse operazioni antimafia rispetto a Totò Riina, che tutti ricordiamo e che sono state poi infangate, diciamo così, in molti modi. Ma ne parlerà Antonino Danno questa sera con il generale Mario Mori a partire dalle ore 18. Non mancate la puntata di questa sera di Zoom, così come non mancate per altri motivi, ma gli ospiti sono sempre di altissimo livello. Oltre la pagina, tra poco con Pierluigi Pellegrini. Avete ascoltato Scuola di Magia.